Il palazzo detto degli Estensi si trova a Badia Polesine in via degli Estensi. È stato edificato nei primi decenni del XV secolo in stile gotico, nel periodo in cui Badia era parte del Ducato della Casa d'Este. Probabilmente fu la residenza in città della famiglia dominante fino al 1482. A partire da tale data, Badia diventò definitivamente territorio della Repubblica di Venezia. La costruzione si presenta sul fronte strada, al piano terra, con 6 ampi occhi di portico ed al piano superiore con 5 finestre arcate e nel mezzo di queste una trifora d'archetti trilobata che ricorda il gotico fiorito veneziano. Il coronamento del sottotetto della facciata ha un cornicione a sbalzo, costituito da mensole reggenti piccoli archi gotici pure trilobati. Sul tetto emergono 2 bei camini cilindrici. La facciata che dà sul cortile interno ripete il disegno della parte frontestrada, con un'altra trifora centrale al primo piano. L'interno del palazzo, invece, risulta completamente modificato. Nel catasto austriaco del 1845 l'edificio era proprietà Cantonati ed in seguito fu adibito ad albergo con la denominazione Albergo Sant'Antonio e la gestione della famiglia Munari. Ora sembra in una fase interrotta di restauro.